alla ricerca del tempo perduto, quello sprecato nella fannosa cattura dell'effimero fatto di oggetti che finalmente si trasforma nella scoperta di angoli verdi, di oasi naturalistiche in cui naufragare è un'emozione per l'anima. Luoghi che parlano della vita senza manipolarla, che si offrono all'armonia di chi li frequenta. I parchi del Veneto sono alcuni di questi luoghi di grande bellezza, da attraversare e godere in sella a una bici o a un tandem. E c'è sempre l'acqua, in alcuni casi anche quella che cade dal cielo, a segnare gli itinerari in mezzo alla natura. Il Sile, uno dei più lunghi fiumi di risorgiva esistenti, disegna intorno a sé per quasi 90 km un'area parco di oltre 4.000 ettari. Va bene che siamo sul piano, sul Sile, acqua dappertutto. È avuto che se femo spaventare la doggiosa de acqua, che avevamo detto che femo è il circuito del Sile o femo. Bene. Posa amici, anzi approfittiamo che abbiamo trovato sto posto per fare un po' di colazione, mangiamo qualcosa che ne serva. Mangiamo radici, cosa Poi che sei i famosi sparasi de Bado Aere, no roba di gran lusso questo qua. L'asparago è un alimento certificato. Un consorzio ne tutela la produzione dal 2002, unico in Europa. A 4 anni fa risale il conseguimento del marchio IGP. È una delle prelibatezze che si possono degustare attraversando il Parco del Sile. I requisiti del marchio sono contenuti in un disciplinare. Abbiamo un disciplinare molto ferreo per ciò che riguarda le concimazioni, i trattamenti antiparassitari, perché l'asparago ha bisogno anche di questo, e quindi cerchiamo di portare, se è possibile, un prodotto che sia il più genuino possibile, il più uniforme possibile nella tavola dei nostri consumatori. La produzione dell'asparago, con marchio IGP, potrebbe essere incrementata. L'acqua di risorgiva e il terreno sabbioso favoriscono la crescita veloce, sia di quello bianco che di quello verde. L'asparago di Bado Aere è reso speciale dal terreno e soprattutto dall'acqua di risorgiva del fiume Sile, che si trova qui vicino a pochi chilometri dalle nostre campagne. Asparago de Bado Aere. Sento cosa che ti dico. Cioè non costa niente. Via con niente. Meglio che se ne troviamo un po' chi per strada. È lunga la strada. Cosa femo? Per comprare un buon mazzo di asparagi bisogna osservare soprattutto la turgidità dell'asparago, la punta che deve essere bella chiusa, dura, e soprattutto il taglio che deve essere liscio e ti dà la sensazione della freschezza. La dieta del ciclista del Sile. Ovi e sparasi. Le cartucce e munizioni che avevamo, ora avanti, vai. Un fiume facilmente navigabile, il Sile. Una via di comunicazione commerciale molto sfruttata in passato. Lungo le rive molti sono gli insediamenti umani sin dall'era paleolitica. Il terreno, ricco di torba, favorisce lo sviluppo di alberi, fiori e piante, ma anche una fiorente orticoltura. Un paesaggio che da Treviso a Venezia a Padova cambia in continuazione, dalle torbiere a ciò che resta delle foreste, sopravvissute alle glaciazioni. Le piste ciclopedonali sono un elemento estremamente importante per il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, proprio perché permettono la fruizione del parco nella sua completezza. Il parco è una
sostanzialmente un parco lineare, un parco fluviale, quindi abbiamo quasi un centinaio di chilometri da percorrere a piedi e in bicicletta. E la bicicletta è ovviamente uno degli strumenti più ideali per farlo, perché ti consente una mobilità estremamente lenta e quindi la possibilità di fermarti al bisogno e di ammirare il parco in tutte le sue sfaccettature naturali, culturali, ambientali, paesaggistiche. Un habitat frequentato da molte specie animali, anche dalle microdimensioni. Un percorso disseminato di luoghi rimasti intatti nel tempo. L'oasi di Trepalade è uno degli ultimi lembi di una campagna con una vegetazione spontanea riparata dai canneti, dove si riproducono indisturbati uccelli, insetti, rettili e anfibi vari. E là! Eia! E là! Dove siamo? Dove siamo? Dai, smonta! Smonta un attimo. Oh. Chiamala! Eccoci qua. Il bravo camperista arriva. Siamo al Camper Resort! Qua ti arrivi col camper, che tiri sulla bicicletta e via! Capito? E sicuramente la merendina che non manca mai. Perché il parco del fiume Sile si estende lungo tutto il fiume Sile, che è un fiume lunghissimo, sono 90 km, un fiume di risorgire più lungo d'Europa, capito? Monta. Ma perché si chiama Sile? Perché si chiama Sile? Come perché si chiama Sile? L'origine del nome. Come dopo? Sono connesse a questa rete di vie ciclopedonali, la dorsale si chiama appunto Girasile, molti servizi soprattutto pensati per le famiglie, ma non solo, per amanti diciamo più tecnici della natura. A me viene in mente per esempio l'oasi di Cervara, mi vengono in mente le restere, i burgi, il luogo dove sono appunto affondati i burci, queste vecchie chiate che vengono utilizzate per trasportare le derrate alimentari da Venezia a Treviso. E così anche dei servizi di affitta biciclette oppure tutti i bed and breakfast che sono situati, sono dati lungo la dorsale, questa dorsale che si chiama appunto Girasile. Un'area da esplorare a velocità lenta, scegliendo uno dei tanti itinerari cicloturistici che attraversano il cuore del parco. Eccolo qua, il Girasile. Sei pronto? Sei preparato? Sei in forma? Silenzio. La bicicletta a posto? Freni? Gomme? Ascolta un attimo, siamo in un'oasi di natura eccezionale. Siamo su Girasile. Tanto, lo sai perché si chiama Sile? No, perché dai, andiamo avanti. Si chiama Sile, deriva dal latino silence, silente. No come ti che ti fai casino. Silente come il suono dell'acqua silente. Vabbè dai, andiamo. Da Treviso sulle tracce delle Alzaie, con il cimitero dei Burci, le grandi imbarcazioni utilizzate per trasportare le merci, alla passeggiata del lungargine di Porte Grandi, tra le fornaci, alla pista che ripercorre la Treviso-Ostiglia, dismessa linea ferroviaria, tra laghi, l'oasi di Cervara e i mulini di Quinto di Treviso. Ehi, l'hai visto? Sile! Silenzio. E dopo una bella giornata come questa,
Cosa sei che te mi dici in conclusione? Cosa ho avuto che ti dica? Che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che sei una maraviglia che te spetta. Perché questo è il Veneto, in bicicletta!